Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Politica. Elezioni amministrative 2024. Erano 4 i comuni del territorio metropolitano veneziano interessati al ballottaggio per l'elezione del nuovo primo cittadino, vale a dire Noale, Portogruaro, Scorzè e Spinea. A Noale ha vinto Stefano Sorino per il centro-destra, mentre a Spinea il nuovo sindaco è Franco Bevilacqua per il centro-sinistra. A Portogruaro ha vinto Luigi Toffolo per il centro-destra, mentre il sindaco di Scorzè è stato eletto Giovanni Battista Mestriner, sempre per il centro-destra. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. La notte scorsa alle 4:45 di lunedì 24 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boccafossa a Torre di Mosto per l'incendio di una pala meccanica all'interno di un'azienda produttrice di biogas. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da San Donà e con i volontari di Caorle con 3 automezzi e 10 operatori hanno spento la macchina operatrice. Le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica sono terminate poco dopo le ore 7. E ancora cronaca, la Polizia di Stato ha individuato un cittadino straniero poco più di che trentenne, irregolare sul territorio, il quale era indiziato di alcuni reati commessi a Mestre, tra cui una recente spaccata a un esercizio commerciale del centro cittadino. L'uomo annovera anche precedenti per reati di diverso genere, dal porto abusivo di armi a furti a reati in tema di stupefacenti. A seguito degli accertamenti condotti dall'ufficio immigrazione della questura, lo straniero è stato accompagnato presso il CPR di Gradisca di Sonzo. Rimanendo in argomento, anche il commissariato di polizia di Stato di Marghera, a seguito di un servizio dedicato, ha individuato un cittadino straniero, anch'egli irregolare sul territorio italiano, il quale aveva abusivamente occupato un appartamento di proprietà dell'Ater in zona Chirignago. L'uomo, un 29enne con precedenti per piccolo spaccio, era arrivato in Italia nell'autunno del 2023. Anche lui è stato accompagnato presso il CPR di Gradisca di Sonzo. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.